Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi divulghiamo un'anteprima legata a un circuito assolutamente nuovo, inedito, che abbiamo studiato congiuntamente il Marietto Veneziano e io. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi anche al mio canale, vi ringrazio. Allora vediamo cosa abbiamo fatto il Marietto Veneziano e io. Abbiamo deciso di intervenire o comunque di contribuire per il cuore. In effetti è un muscolo estremamente importante e da esso dipende ovviamente moltissimo, compreso la circolazione sanguigna e il benessere generale del nostro organismo. A volte rischiamo di affaticarlo, oppure addirittura esistono delle infiammazioni cardiache, la miocardia ad esempio, senza contare anche le patologie più gravi e che appunto destano preoccupazione giustamente. Tra l'altro è una delle prime cause di morte, l'infarto e comunque i problemi cardiaci. Dunque, ovviamente non si intende sostituire con questo circuito né terapia medica né il controllo appunto che si deve sostenere regolarmente nel caso in cui si soffra di queste patologie. Non ci si sostituisce dunque assolutamente ai medici, ma è un contributo che viaggia parallelamente insieme alle terapie che già utilizzate. Prima comunque di mostrarvi il circuito, vi voglio dire che il cuore dal punto di vista della nostra salute, del nostro organismo, beneficia di alcuni alimenti. Ovviamente devono essere alimenti vitali, di stagione e possibilmente diuretici. Infatti una corretta minzione, così come una corretta idratazione, mantengono la pressione sanguigna sotto controllo, e giustamente in questo modo di riflesso anche il cuore ne beneficia. Vi faccio un veloce elenco di quelli che sono gli alimenti amici del cuore, così che possiate avere una consapevolezza in più quando per esempio siete a tavola e li consumate. Dunque rientrano, come ho detto, gli alimenti diuretici in questo, sono l'ananas, l'anguria, gli asparagi, le arance, le bietole, i ceci, cetriolo, cicoria. Il cetriolo poi particolarmente indicato insieme all'anguria e al pompelmo, al controllo proprio e al sostegno del cuore. Ciliegie, cocco, crescione, fagiolini, fave, fico d'India, finocchio, uva, fragole, lamponi, melanzane, melone, nespole, pera, pesca, pomodoro, ma anche la famiglia delle zucche e delle zucchine, il porro, il prezzemolo, il tarassaco, rape, ravanelli e il sedano e il ribes. Io ovviamente avevo preso nota, fa parte comunque dei miei studi, poiché ho dedicato molti anni anche alla cura tramite l'alimentazione. Ma un'altra cosa che non tutti sanno è che l'aspirina, che contiene acido salicilico, è un grande amico del cuore, e in effetti molte persone magari già assumono l'aspirinetta, ma se assumessero anche l'aspirina una tantum, ma con una certa frequenza, aiuterebbero anche alla buona funzionalità e alla buona salute del cuore. Vediamo ora invece il circuito. Io
la mia stampante purtroppo è in bianco e nero, come avevate visto anche in altre occasioni, in altri video dove ho mostrato circuiti che poi nell'originale sono a colori. Vediamo però la struttura del circuito e poi vi rimando al video del Marietto veneziano che vi spiega come utilizzarlo, quali sono le varie fasi prima di metterlo in uso, tutti i sistemi di controllo da applicare e come poi appunto utilizzarlo e attivarlo. Al solito sapete che i circuiti del Marietto veneziano sono sempre incorniciati, proprio perché tutto quello che è contenuto all'interno della cornice possa essere disimpregnato costantemente. Questo sistema fa in modo appunto che il circuito utilizzato non si saturi di energie diverse da quelle che sono emanate dal circuito stesso. Dunque il circuito resta sempre pulito e sempre funzionale. Ovviamente se stampato e plastificato può essere utilizzato praticamente per sempre fino a che non viene distrutto il circuito. Pertanto anche dopo l'uso su un testimone potrete tranquillamente riutilizzarlo con qualche altro testimone se dovesse servire. Continuiamo a vedere la struttura, abbiamo il cerchietto con l'OM, questa vibrazione primordiale mantiene e armonizza tutto l'apparato e comunque tutti i circuiti di forma circolare non necessitano l'orientamento a nord, pertanto e soprattutto quando c'è lo stratagemma, anche se hanno diverse forme, in questo caso è comunque una composizione di cerchi, ma anche laddove dovessero esserci delle geometrie diverse, questo stratagemma appunto favorisce, non richiede l'orientamento. L'emanatore a 9 cerchi è molto forte e dunque permette appunto di emanare con grande intensità, poiché è addirittura moltiplicata per 9 volte l'emanazione appunto del circuito. All'interno purtroppo non lo vedete, ma in sovraimpressione vi sarà apparso, questo circuito ha una colorazione verde che è associata al chakra del cuore. In effetti quello che vedete nello sfondo è proprio il simbolo del chakra del cuore, pertanto siccome attingiamo a una simbologia millenaria abbiamo appunto una vibrazione già ideale, è come favorire appunto l'apertura di questo centro e il suo buon equilibrio e funzionamento. All'interno ancora in sovraimpressione rispetto il simbolo del chakra del cuore vi sono alcuni numeri che sono numeri cosmici che ha estrapolato il Marietto veneziano e che riguardano appunto la cura del cuore. Molto spesso faccio una piccola parentesi perché comunque vedrete nominare il ginocchio. Spesso alcune persone che soffrono di infiammazioni cardiache o di dolori o comunque di affaticamento cardiaco o che hanno problemi cardiaci in generale hanno dolori o interessamenti alle ginocchia. Questo è perché sono due sistemi collegati per via dei meridiani e di riflesso il ginocchio può dare dei problemi. In questo caso molto spesso siamo tentati di intervenire sulle ginocchia quando sono doloranti, ma nel caso in cui non si trattasse di artrite e si trattassero proprio di infiammazioni localizzate all'area del ginocchio, so che siamo tentati di risolvere le infiammazioni perché sono dolorose, ma spesso quell'infiammazione ci tutela da problemi cardiaci. A volte il corpo si preserva proprio mandando, comunque localizzando i dolori o le infiammazioni in posti meno problematici rispetto a quelli che hanno dall'origine da cui appunto scaturiscono. Pertanto
probabilmente intervenire sulle ginocchia nel caso specifico potrebbe comunque mettere a repentaglio poi la salute del cuore. Fatta questa premessa, i numeri cosmici estrapolati servono proprio a mantenere lo stato di salute del cuore o comunque sostenerlo. Infatti il primo numero è il sostegno al cuore, il mantenimento del sistema circolatorio in ordine, le vibrazioni collegate all'arnica per disinfiammare le ginocchia, perché in questo caso intervenendo già sul cuore, lavorando sul cuore, è giusto e si può comunque disinfiammare anche le ginocchia. Questo permette appunto il defluire delle cause all'esterno di noi per ripristinare appunto il buon stato di salute. E infine abbiamo le vibrazioni dell'acido salicilico. Come vi ho detto prima, in effetti è un grandissimo alleato per il nostro cuore. Dunque vi invito a scaricare il circuito. Questa sera alle 20:30 verrà divulgato gratuitamente, potrà essere scaricato dai gruppi che seguiamo, il Marietto Veneziano ed io, che si chiamano I Casti Sacerdotali e Magie, Tarocchi, Sibille, Radiestesia, e sono entrambi su Facebook. Vi invitiamo appunto a iscrivervi e a stare con noi, dove quotidianamente interagiamo e distribuiamo del materiale assolutamente gratuito. Se ancora non l'avete fatto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di iscrivervi anche al mio canale. Magari ci sono persone che si collegano dai cellulari e non hanno un account su YouTube. Comunque l'account è gratuito e il vostro sostegno per noi è importantissimo. Dunque lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi ai nostri canali. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino qui. Non perdetevi dunque il circuito, cercatelo sui nostri gruppi, come ho detto. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto!